Scuole chiuse a Udine orientativamente dal 10 al 14 maggio e potenziamento delle reti telefoniche visto l'eccezionale afflusso di persone, almeno 500.000. Sono questi i principali argomenti dei quali si discuterà venerdì nel corso del vertice in vista della Dunata Nazionale degli Alpini. Oggi il Comune di Udine ha emesso un'ordinanza che stabilisce la chiusura delle palestre dal mercoledì precedente al grande evento, un modo per far posto alle penne nere, ma anche per dirottare decine di mezzi pubblici proprio per dare risposta a chi avrà necessità di spostarsi. Abbiamo chiesto la presenza anche dei gestori telefonici appunto per poter potenziare le celle telefoniche. Perché? Perché con la marea di gente che ci sarà ovviamente si intaseranno le linee e quindi tutti i servizi potrebbero andare in crash. Per evitare questo ovviamente abbiamo bisogno di potenziamento di queste celle in modo tale da poter dare sicurezza, ma a tutti quanti, non solo alle persone che ovviamente usano il cellulare, ma anche alle forze dell'ordine e a tutti quelli che ovviamente le squadre sanitarie. Noi in queste palestre cerchiamo di organizzare per bande, cori, ma anche per gruppi e quant'altro, questi alloggi affinché possano ovviamente partecipare alla Dunata. Proprio oggi il Comune di Udine ha firmato un'ordinanza dove si dispone la chiusura delle palestre da mercoledì al lunedì successivo alla Dunata. Questo potrebbe lasciar presagire la chiusura delle scuole? È ovvio che le scuole rappresentano un vulnus nel sistema della circolazione. Tanto perché verranno comunque impegnati tanti mezzi pubblici che invece verranno destinati a trasportare persone su questo territorio. Però è una valutazione che ci riserviamo di fare, ovviamente pensando, immaginando di dare minor disagio alla comunità locale. Quindi non si può escludere la chiusura? Assolutamente no, e ne parleremo sicuramente venerdì.